Buonasera amici di Rugby House. La settimana scorsa abbiamo parlato della partita con Calvisano e come ben sapete non si è disputato. Insomma, il Covid incide ancora, speriamo smette questa sua influenza sul nostro campionato, perché abbiamo voglia di partite, abbiamo voglia di rugby, abbiamo voglia di vedere Rovigo giocare. Insomma, stiamo ormai nel mese di febbraio, mancano 3 mesi e mezzo al termine di questo campionato, di questo percorso che è ancora a singhiozzo. Abbiamo bisogno di continuità e di questa continuità ne parleremo con il coach della Fenice Zeta Rugby Rovigo Delta, si occupa degli avanti, lo conoscete perfettamente, Davide Giazzon. Ciao Davide, benvenuto. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E in compagnia di Davide, Delta Radio, presente nel posto stasera, Marco Terresti. Ciao Marco. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Davide, un disastro, come direbbe qualcuno, nel senso difficilissimo organizzare la squadra, i giocatori, partite vanno, vengono, si spostano. Cosa sta succedendo? Penso che tutti ormai siete a conoscenza che il Covid crea un sacco di problemi. Per noi gestire ogni settimana è un punto di domanda, perché dobbiamo sempre attendere quello che faremo noi, quello che fanno gli avversari, gli spostamenti magari delle sedi, delle date, quindi il vero focus è adattare al momento il migliore possibile. Ecco Marco, è ovvio che questi cambiamenti erano da mettere in preventivo, però così tanti... Sono troppi cambiamenti che probabilmente destabilizzano. Poi bisogna anche vedere il calendario dei recuperi, se si premieranno oppure no, però nel fuori onda si stava parlando che giocheremo tante partite all'una di recupero, quindi bisogna capire come lo staff tecnico saprà organizzarsi, quindi bisogna sicuramente tenere l'asticella del focus e dell'attenzione alta. Ecco, ricordo perfettamente quando è arrivata la notizia di dire con Calvisano non si gioca, che praticamente meno di 48 ore prima rispetto al match, lo sguardo era in alto, come dire, e adesso che facciamo? Come vi concentrate, come trovate un equilibrio a livello di staff da questo punto di vista? Ma sappiamo che purtroppo questi episodi possono succedere, quindi in settimana abbiamo sia piano A che piano B. Ovviamente il nostro focus è cercare di preparare ogni settimana i minimi dettagli. Se dovesse succedere come la settimana scorsa che non si gioca, ovviamente cerchiamo di portare gli allenamenti a un'intensità tale da simulare una partita. Ovviamente la pressione dell'avversario non c'è, ma cerchiamo sempre di crearla noi con degli esercizi mirati, con del lavoro fisico e anche del lavoro tecnico. Ovviamente l'aspetto più importante è quello di mantenere un focus alto, soprattutto nella qualità degli allenamenti e quindi a livello mentale, perché ovviamente l'approccio della partita lo hai quando sai di dover affrontare qualcuno. Mentre degli allenamenti contro i tuoi compagni ovviamente devi trovare delle motivazioni diverse e pensare quale deve essere l'obiettivo a lungo termine. Quindi è questo che noi dello staff cerchiamo di creare e di portare ai ragazzi. La nostra comunicazione deve essere sempre efficace e sempre a motivare per far meglio. Noi guardiamo ogni settimana come fosse la settimana più importante, questo deve essere il nostro focus. Ecco Marco, è ovvio che anche a livello organizzativo i tifosi gestire gioco non gioco, cioè come si dice spesso qui abbiamo due realtà, quella del campo e quella fuori del campo. Vox Populi cosa dice? Ma anche in radio è difficile, si programmano gli spot per la programmazione del sabato, poi saltano. Purtroppo dobbiamo adattarci, sono 2 anni che ci stiamo adattando tutti quanti tra mascherine e non mascherine, il Green Pass funziona o non funziona. Il popolo comunque è stanco, per fortuna che c'è il Sei Nazioni, che quindi si riesce a vedere qualche altra partita, però si ha voglia di vedere Rovigo in campo, si ha voglia di venire allo stadio a tifare, si ha voglia di ripalpare quell'atmosfera rosso-blu, insomma siamo i campioni in carica, quindi abbiamo voglia di vedere i giocatori in campo. Di certo una cosa è quella che probabilmente questi rinvii ci possono portare verso la bella stagione, quindi magari è più difficile per la squadra preparare le partite, magari si preparano più ad alto livello, magari Davide ne sa qualcosa quando doveva volare e prendere l'aereo una settimana sì, una settimana no, quando giocava con la Benetton o con le Zebre, ma per noi tifosi potrebbe anche essere la voglia di ritornare allo stadio, fare i terzi tempi, berci le birre in compagnia, quindi potrebbe essere anche un ottimo momento conviviale. Ecco, facciamo una cosa, abbiamo detto che abbiamo voglia di rugby, andiamo a rigustarci la vittoria con la Lazio, giusto per non dimenticare dove ci siamo lasciati, poi rientriamo perché c'è la sfida domenica alle ore 13:45, perché il calendario diceva 13, poi i 2 club si sono accordati per giocare alle 13:45.
andiamo a Roma, ovviamente per vedere quanto è successo, e poi ci approcciamo a questo match così importante del Peroni Top 10. Buon pomeriggio, benvenuti allo Giulio Onesti di Roma per l'11° turno tra FMCZ, Rugby Rovigo Delta e Lazio. Il pick and go del capitano subito sparato su Edoardo Lubian. Palla che fa fatica ad uscire, ci mette un po' Andrea Visentin. Seconda linea d'attacco per Matteo Moscardi. Era ottima la giocata, sono riusciti a tenere Moscardi, poi non rilascia, per cui possibilità per Rovigo di andare ai pali, probabilmente cercare i primi punti del kicker ex Stormer sulle bandierine. 3-0 del Rovigo quando siamo pronto ad infilare l'H. Bandierine su del Rovigo, gioca veloce con Jacques Monberg, un po' a sorpresa rispetto a quanto fatto fino adesso dalla squadra del Rovigo in un'ottica nella gestione. Alistair Coetzee, pochissimi tap kick, altro vantaggio nel frattempo a pochissima linea di meta. Visentin si guarda attorno a Abner, Varrenen e Lertora, si provano con gli avanti con i pick and go nei nostri primi 8 uomini da dietro. Steolo, Visentin si guarda attorno, Facundo Ferrario Diderich la chiama, vediamo se la riceve. Eccoci qua, parte Visentin, prova lui in 2 a bloccare il giovane numero 9. Questa azione personale ci avesse ancora vantaggio per Rovigo, a quanto ricordo prima. Forse non serve, perché arriva la meta di Davide Ruggeri. Parte il sudafricano, tutto da copione. Non si toglie al limite Visentin. Rovigo, Paolo, anzi no, è Matteo Ferro che perde il controllo. Adesso Montemauri, il calcio, la gara in velocità fra Santarelli e Rafa Lertora. Attenzione, situazione difficile, il pallone scappa, c'è lì Giovanni Montemauri. Arriva alla meta della Lazio, roccambolesco con la Romania. A bersaglio il tentativo di ancora avanzamento a parte del Rovigo, ancora, sta andando oltre, vediamo cosa succede. Succede che è meta di penalità per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. La Lazio ha provato in tutti i modi a fermare questo, saliti 20 metri, Abner Varrenen prova lui, Gentile, anzi era Riccioli, si attacca al numero 10 rosso-blu. Adesso palla che scoppia, turnover, attenzione, Montemauri riesce a rompere un placcaggio, prova a distendersi Montemauri, lo scarico su Santarelli, la corsa di Borina a gestire Santarelli, grande velocità del numero 11 della Lazio, Borina non ci arriva, la meta della Lazio, secondo pallone di recupero, secondo pallone perso in attacco per quanto riguarda la Lazio. Intanto Francesco Cozzi con molta calma infila l'H, 17 pari, Cadorini al lancio, Duccio Cosi, buona ricezione, il drive rosso-blu. Pallone tra le mani di Pippes Cadorini. C'è il primo stop, Visentin ancora a dettare i tempi, prova a attaccare lo stesso Visentin, cambia l'angolo Visentin, c'è la meta che sblocca un po' la situazione. Non arriva la conversione, per cui 22. Cadorini al lancio, Ruggeri. La presa c'è. L'impostazione del drive, probabilmente anche sta avanzando il pacchetto, il pallone è in mano a Francesco Rossi, c'è l'avanzamento, sembra concreto. Francesco Rossi col pallone in mano, prova ad andare oltre, vediamo cosa dice Frasson. Dice meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta al 27esimo, opzione sfruttata dal club rossoblu. Come ha sfruttata questa occasione da parte di Abner Varrenen, per cui aumenta il punteggio. Palla deve essere giocata, eccolo, con Alberto Chillon. Sarto riesce ad andare oltre il primo, resiste il secondo, va oltre al terzo e tiene il quarto, ed è la meta numero 5 di Leonardo Sarto. Tentativo di conversione non semplice ma efficace. Bandierine su per problemi al pilone sinistro avversario. Ruggeri ancora gioca, Cadorini, Abner Varrenen, una buona giocata da parte del Rovigo con Moscardi, che è il target numero 1 dopo le 4 mete della passata partita. Però è ottima la giocata con Borini, il sostegno con Duccio Cosi, prova a navigare il toscano, grande palla per Alberto Chillon che detta la linea
dintorni di Cape Town. Confermano le bandierine, un primo tempo particolarmente brutto, un secondo un po' meglio, Rovigo che prova a giocare, Lazio però che vuole concludere con Donato in avanti, magari segnando la meta numero 3. Non succede perché Donato tocca con il piede fuori prima di calciare e Frasson dice finisce qui. Ecco, è ora di parlare di questo match con il Colorno che per la terza volta affronta Rovigo, per la prima però sarà appunto in casa loro. Davide, è inutile nascondere, questo è un match assolutamente importante. Andiamo verso la formazione delle squadre che dovrebbero entrare nei playoff. Come sta andando, come la vivete? Ma guarda, sinceramente, come dicevo prima, giocatori e staff prendono ogni partita come fosse la più importante della settimana e sappiamo che Colorno è una squadra che in questo momento ha dimostrato di essere nella parte alta della classifica. Siamo vicini nel punteggio, ma a noi comunque mancano anche 3 partite. Sappiamo benissimo come Umberto e Pippo preparano le partite, ma anche noi ovviamente abbiamo dalla nostra parte che i ragazzi sanno che la squadra viene prima di tutto e penso che vogliano dimostrare che se Rovigo è arrivata l'anno scorso in finale e ha vinto lo scudetto non dobbiamo avere paura dei nostri prossimi avversari, ma giocare come noi sappiamo e andare in campo per divertirci e far divertire il nostro pubblico. Ecco, si diceva la settimana scorsa che la sfida di Calvisano che è saltata poteva essere un ottimo step, non tanto interlocutorio, ma poteva contribuire a una crescita e qualche bagliore in più che si è visto a Roma con la Lazio. Ma Andrea, guarda, tu vieni anche in ufficio a noi, senti le nostre discussioni. Noi veramente ogni settimana cerchiamo di, passami il termine inglese, step by step, di migliorare. Prima collettivamente, poi individualmente. E il nostro motto è se la squadra va, poi vengono fuori le individualità. Sappiamo che ogni partita è dura, ogni partita è veramente dura, il campionato si è alzato e purtroppo abbiamo visto che possiamo commettere degli scivoloni come è stato nel girone d'andata contro Piacenza e quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare nessun avversario. Il focus quando affronti le grandi squadre o comunque le tue rivali per lo scudetto è diverso e questo ci deve essere di stimolo per non mai abbassare la concentrazione. I ragazzi si stanno allenando bene, ci stiamo trovando sempre degli ottimi automatismi e vogliamo iniziare a esprimere il nostro gioco al meglio. Marco, questa sfida con Colorno. Allora, ha detto tutto quanto Davide, sicuramente è una sfida. Ma diamo la pubblicità? Può essere una... No, è una sfida importantissima, sono contento che Davide abbia detto delle cose molto importanti, sagge, soprattutto che il livello si stia alzando, quindi ci sono più squadre che vanno a contendersi le prime 4 posizioni, quindi questo significa che qualcosa sta cambiando nel nostro sport che noi amiamo e quindi sicuramente c'è più fermento. Sono molto contento, e ne parlavamo anche prima, della nazionale emergenti che sta portando tanti giovani dal campionato di top 10 in prima squadra. Davide è dovuto emigrare nelle franchigie per giocare in nazionale perché sennò a Rovigo all'epoca poco andava in nazionale ai mondiali, quindi sono molto contento che ad esempio abbiamo Darai, Nicotta, Menoncello che arrivano direttamente al nostro campionato e si sono stati catapultati là, quindi penso che sia uno stimolo non solo per i giocatori rossoblu ma per tutto il movimento. A parte questo, domenica anche su questa base i rossoblu devono mettere in campo il loro gioco. Penso che la fase, quella di rodaggio con il nuovo coach, il nuovo staff, i nuovi giocatori sia finito, quindi è ora di dimostrare che Rovigo ha lo scudetto cucito sul petto e quindi dimostrare il proprio valore in campo. Marco dice rodaggio finito, via i fermi al motorino, cosa succede? No, ovviamente Marco ha detto nuovo coach, nuovo staff. Ovviamente ogni anno è a sé. Purtroppo ogni squadra va creata e va rodata, quindi noi stiamo provando a cambiare ogni situazione, a gestire ogni situazione. Purtroppo sappiamo bene quanto gli avversari ci possono mettere in difficoltà,
perché comunque a livello strategico, tecnico ci studiano il video, ovviamente noi ci prepariamo per giocare sotto pressione e la stessa cosa lo facciamo noi, però questo è il rugby, delle volte tutto va liscio e delle volte invece quello che tu prepari subisce qualcosa che ci può rallentare. Noi dobbiamo creare il nostro modus operandi, dobbiamo creare il nostro marchio di fabbrica e dobbiamo essere pronti a sfruttare ogni situazione e quelle che i nostri avversari ci danno. Ma questo vuol dire che noi dovremmo essere attenti per 80-90 minuti che durano ormai le partite, forse 100. Tecnicamente, Davide, questa partita, quale sarà il binario, quali saranno i punti di forza nostri, loro? Dove, secondo il tuo punto di vista, si potrà risolvere il match o potrà prendere una piega diversa? Bah, sicuramente sarà un match, lo prevedo molto fisico. Colorno è una squadra organizzata, come dicevamo prima, Umberto e Pippo conoscono benissimo il nostro campionato. Sappiamo che loro fanno del contrattacco la loro arma e nel gioco veloce, quindi che può essere l'offload o con palloni giocati all'altezza. Noi sappiamo cosa siamo quando riusciamo ad avere i nostri avanti performanti in touch, in mischia, ma anche con le nostre linee dirette, i nostri centri. Ma ripeto, come abbiamo mostrato anche all'andata con il gioco al piede, stiamo diventando una squadra veramente completa. Poi credo che gli episodi saranno quelli nei quali verrà giocata la partita, ma credo e spero che sarà un bello spettacolo di rugby. Sì, tra l'altro sappiamo che da Colorno stanno organizzando un evento, a ruote ci sarà poi anche praticamente la trasmissione del Sei Nazioni, insomma ci sono varie proposte per poter vivere l'evento in maniera completa al 100%, coniugando sia la sfida appunto tra Colorno e la Famiglia Z Rugby Rovigo Delta, sia poi la sfida dell'Italia contro l'Inghilterra di domenica prossima. Marco, da un punto di vista di classifica questa sfida ha tante sfumature. Sì, esatto, bisogna vincere, portarla a casa, dopo i punti di bonus serviranno alla fine, però bisogna portare a casa la partita e mettersi sempre sul piede avanzante. Probabilmente si decideranno su episodi, quindi la disciplina deve essere la chiave fondamentale di questo match. Ricordo la Calcutta Cup tra Scozia e Inghilterra. L'Inghilterra nel secondo tempo per 30 minuti non ha concesso alcun calcio di punizione alla Scozia. La Scozia era in grande difficoltà, gli ultimi 10 minuti hanno perso un po' la testa ed è andata alla partita a favore della Scozia. I dettagli sono importanti anche a questo livello, quindi l'indisciplina deve essere curata al massimo. Ecco, Davide, Marco parlava di disciplina, tu parlavi di contrattacco, no? Che sono un po' i due grossi temi delle due partite precedenti con Colorno, che diciamo Colorno ha sfruttato nei nostri confronti. A riguardo stiamo facendo qualcosa, nel senso siamo più concentrati su quello che noi vogliamo fare? Certo, sicuramente il dettaglio e il focus deve essere soprattutto nel nostro gioco. Sappiamo che nelle fasi di gioco rotto, in gergo chiamato, il Colorno sfrutta tutte queste opportunità. Ovviamente avendo il possesso del pallone riusciremo a diminuire questi tipi di contrattacco, ma ovviamente sappiamo che le fasi di transizione adesso nel rugby sono il frutto della maggior parte dei punti e quindi sicuramente anche a livello difensivo dovremo essere molto attenti. Siamo pronti e niente, andiamo a vedere sabato poi. Domenica, scusami. Ecco, come la vivranno secondo te a Colorno questa sfida? Beh, per me è una finale scudetto per loro, quella di domenica alle 13:45. Sicuramente arriva Rovigo, Umbe e Pippo stanno sicuramente caricando la squadra, perché comunque giocare contro la propria ex squadra sappiamo come ha lasciato via Alfieri Umberto, quindi sicuramente voglia di vincere contro il rosso-blu c'è sempre stato fin dal livello giovanile. Tutte le squadre volevano battere il Rovigo, quindi domenica sarà una partita che loro non vorranno mancare, quindi sicuramente, ripeto, la disciplina del Rovigo deve essere massima, perché mi aspetto anche che possano arrivare
delle contese, un po' di scaramucce per metterci in difficoltà, quindi noi dobbiamo essere abili a non cadere nel loro gioco e magari avere tanto possesso, rubargli più palloni possibili e quindi avere più possesso noi di loro. Ecco, questa cosa del tutti vogliono battere Rovigo, adesso Davide tu hai un'esperienza diversa, hai fatto, insomma, hai giocato tanti anni in giro, non sei di Rovigo, vivi Rovigo, è vero? È vera. Penso che Rovigo sia una delle realtà, o se vogliamo chiamare la realtà in Italia per il rugby, quindi comunque venire al Battaglini e battere Rovigo in casa è una grande soddisfazione, e ora molto di più perché siamo i campioni d'Italia. Questo per noi deve essere una fonte di orgoglio e deve essere anche una fonte di motivazione per difendere quello che abbiamo cucito nel petto. Dove sta migliorando la squadra nell'ultimo periodo? Dove sentite i miglioramenti, diciamo, più reali, più concreti? Bah, sicuramente nell'unità di gruppo, perché vivendo i ragazzi tutti i giorni, sentendoli, palpandoli, ci stiamo veramente creando. Abbiamo avuto diversi cambi, okay, dovuti a dei giocatori che sono andati, dei giocatori che sono tornati, e quindi c'è bisogno di ricreare questo feeling che magari negli anni scorsi c'era. Però forse all'inizio anno c'era bisogno di questo rodaggio, di questo amalgama, ma anche adesso, soprattutto quando facciamo le fasi di reparto, si inizia a sentire quello che è il profumo e l'odore della coesione, no? Per me che lavoro con gli avanti, lo senti, non lo sento con le orecchie ma lo percepisco, no? Queste vibrazioni, tutte queste cose. E poi quando facciamo i colloqui, abbiamo le riunioni contro di loro, questo modo di porsi, questo modo di voler cercare di migliorare sempre, è una cosa che sta venendo fuori a loro, quindi questi ragazzi stanno iniziando ad avere della leadership e stanno iniziando proprio ad assaporare quello che è il valore del rugby. Noi d'altro canto con Alistair, con Ale, con Peter, con Colli stiamo cercando di comunicare a loro tutto quello che deve essere il nostro desiderio, la nostra performance di migliorare giorno dopo giorno, perché è solo così che possiamo veramente creare una squadra vincente. Ecco, si parlava di unione, coesione, stare insieme, il gruppo ovviamente Davide è fondamentale, no? Si sta modellando e tu in questo momento sei il leader della classifica delle 6 nazioni, raccontaci questo gioco che coinvolge, infatti tu sei davanti a Alistair per mezzo punto. Per mezzo punto. Quindi cos'è sta cosa? Ovviamente anche tra noi di staff dobbiamo creare team building, quindi ovviamente prendiamo i 6 nazioni come spunto di sfida interna. Della piattaforma delle 6 nazioni si può giocare il Fantasy Six Nation, e quindi è un fantarugby, un fantacalcio. Un fantarugby, un fantacalcio, ovviamente sai la cosa più bella è lo sfottò a fine della partita, ma anche su questo sai ci sono delle belle cose, perché poi si crea anche lì un po' di situazione, quindi siamo in 10, tu ne sei parte. Infatti sono ultimo. Ultimo in classifica, ma dopo magari se guardiamo la classifica girata sei primo. Gli ultimi saranno i primi. Vabbè. No, è bello anche questo, come dicevamo prima, l'unione gruppo si deve fare sia in campo che fuori campo, quindi ahimè purtroppo, come si parlava prima, il Covid ci sta un po' limitando, e dobbiamo cercare di trovare anche queste situazioni per stare insieme, ogni tanto per strapparci un sorriso, altrimenti purtroppo siamo sempre troppo seri, sempre troppo preoccupati di quelle che possono essere le situazioni dentro o fuori dal campo. Ecco, com'è diverso il tuo ruolo dall'anno scorso a quest'anno? Dal punto di vista tecnico, di approccio, insomma, com'è cambiato? Beh, sicuramente ho molte più responsabilità, perché quest'anno ho da gestire anche la rimessa laterale, la touche. È una pressione ovviamente positiva, io cerco di trasformarla in maniera positiva, è una cosa che mi piace molto, è una cosa alla quale mi dà molti stimoli per migliorare e studiare. Sto cercando di documentarmi e informarmi sempre di più. Ho avuto la fortuna di parlare con Matt Proudfoot, che è l'assistant coach di Eddie Jones, molto amico di Alistair.
ho diversi scambi di opinioni con Marco Bortolami e Cornel Van Zyl ai London Irish, quindi cerco sempre di tenermi informato e cerco sempre di portare nuove energie e nuovi esercizi per i ragazzi. Sappiamo quanto sia importante la rimessa laterale, perché la maggior parte dei palloni da rugby e tutte le nostre fasi si sviluppano da lì, quindi avere una buona conquista è importante. La mischia ovviamente è un mio cult, se possiamo chiamarlo così. Infatti, come parlavamo l'anno scorso, i miei vecchi compagni di nazionale, Castro, Gonza, Sergio, mi dicevano il talpon, perché ero sempre lì in mezzo a spingere, a fare, quindi insomma dai. Anche oggi abbiamo avuto dei begli scambi con i ragazzi su come fermare un pilone, su come usare il braccio, questi dettagli tecnici che purtroppo capiscono solo le prime linee, ma che quando sei lì nella battaglia sono quelli che fanno la differenza. Ecco, ovviamente Terry, insomma, questo è un terreno, sembra un altro sport, no? Là davanti. È un altro sport, un'altra partita. Ai miei tempi, il giovanile, quando giocavo, si poteva anche perdere, ma se tu avevi battuto il tuo pilone avversario, la tua prima linea, eri anche felice. Dopo dici, beh, abbiamo perso la partita, ma io sono felice. L'ho battuto, l'ho portato indietro, l'ho fatto crollare, gli ho rotto la schiena, dopo il risultato era un'altra cosa. Sì, sono due partite diverse, là davanti è un mondo a sé, mentre i tre quarti si riposano, noi stiamo con la testa là nel sacco a spingere, il cronometro va avanti, adesso addirittura si ferma e comunque facciamo fatica, quindi sì, sono due partite diverse. E quindi sì, è molto bella questa cosa. Volevo chiederti, l'arrivo del TMO, come ha cambiato anche i ragazzi? Perché prima c'era soltanto nei playoff, adesso ci sarà per tutto il campionato, che va bene anche per noi tifosi, perché riusciamo a vedere delle belle partite, finalmente ci sono delle belle immagini. Ma sicuramente il TMO è un qualcosa in più che diamo questo valore a questo campionato italiano. Ormai fa parte da anni dei campionati di altissimo livello, soprattutto nelle selezioni. Questo ci può sicuramente aiutare e aiuta gli arbitri nelle decisioni importanti di meta o non meta, soprattutto a livello anche di disciplina, quando si possono commettere dei falli. Sappiamo che adesso tutto quello che è attorno all'area della testa viene penalizzato, si parte da cartellino rosso, giallo e poi a un calcio punizione. Poi da lì iniziano delle varie discussioni che ci sono tra gli arbitri e i giudici di linea, il TMO, sulle varie mitigazioni. Però questo sicuramente deve far parte del nostro gioco. Quello che penso e mi auspico, non ci debba essere un abuso, altrimenti poi tutto viene rallentato. Noi abbiamo bisogno di comunque portare delle partite a livello spettacolare, ma che vengano usate solo nelle situazioni veramente di chiaro e ovvio, e non per vedere qualsiasi cosa. Ecco Davide, Marco parlava del TMO, la regola time off, time on, quindi il discorso della mischia che ha prolungato le partite, ormai le partite durano 2 ore, a livello di gestione dei ragazzi, del pacchetto, del tempo effettivo, cosa ha cambiato, se ha cambiato qualcosa? Ma sicuramente abbiamo un occhio di riguardo su i ragazzi nello stare in piedi, nelle energie che sprecano. Poi ovviamente devi calcolarlo partita per partita, perché magari se c'è un match sotto la pioggia e sai che ci sono molti più mischi, allora devi prendere in considerazione magari dei cambi prima del tempo magari che ci prefissiamo, per dare il giusto minutaggio e il giusto equilibrio. Poi magari ci possono essere anche delle partite con pochissimi reset, con 10 mischie in tutta la partita, e quindi lì sei equilibrato. Ovviamente poi dipende anche da quello che abbiamo visto e quello che si va a sviluppare, insomma. Ecco, ai giocatori che sono venuti prima di te, in realtà sono venuti tutti giocatori nuovi acquisti, no? Quindi non è che potessimo fare dei parallelismi con quanto è successo l'anno scorso, però lo faccio a te. Nel tuo, tu hai detto che quest'anno hai più responsabilità, ma quanto è diverso lavorare con Alistair rispetto a Umberto? Insomma, quali sono le particolarità un po' differenti, o cosa ti sta stimolando o non ti stimolava prima, o viceversa, insomma? Giusto due paragoni, sono due differenze. Ma no, diciamo che sono stati 2 momenti diversi, che per me l'anno scorso era il primo anno ad alto livello, quindi ero sicuramente molto stimolato a dimostrare
qualcosa e portare soprattutto qualcosa di mio ai ragazzi, perché io la vedo che un allenatore deve portare qualcosa, non deve solo ripetere quello che sa, ma anche stimolare e trasmettere, altrimenti prima o poi i ragazzi si stancheranno e prenderanno un po' la loro strada e non ti ascolteranno più o ti vedranno con un'ottica diversa. Quest'anno è la stessa voglia, lo stesso stimolo, perché è confermarsi che è la cosa più difficile. Ovviamente con Alistair adesso sto imparando a conoscere una persona diversa, una persona nuova. Con Umberto avevamo avuto delle esperienze, io prima da giocatore, con lui da allenatore, quindi c'era già magari questa intesa, questo feeling. Adesso c'è tutto qualcosa di nuovo. All'inizio sicuramente anche la lingua, io parlo abbastanza bene inglese, quindi ci capiamo molto bene, okay? La nostra filosofia, le nostre idee sono molto molto vicine, quindi è molto facile interagire con lui. Ovviamente sto imparando un sacco di cose, perché da un allenatore che ha fatto l'head coach del Sudafrica per più anni, assistente Stormers, vinto Caricap e tutto, è solo un pozzo al quale attingere dell'acqua, e quindi veramente ogni giorno si impara di più, sia a livello manageriale, sia a livello strategico che a livello tecnico. Veramente sto imparando un sacco e spero di portare tutte queste cose ai ragazzi. Come sta vedendo la squadra, il team, lo staff questi ultimi mesi? Insomma, arriviamo da mesi in cui abbiamo giocato a Singhiozzo, adesso sappiamo che cosa abbiamo, 10 partite di fila, qualcosa 11 mi pare, 11, sì, ecco. 10, sì, più Quindi o meno siamo lì. Adesso si va, insomma, si va e si gioca. C'è la percezione che adesso, non che prima non si facesse sul serio, però adesso I ragazzi lo sentono, lo percepiscono e sanno che da adesso in poi la seconda parte del campionato è la più importante. E le partite vanno giocate, vanno rispettati gli avversari e vanno vinte. Ovviamente il vincere non è pensare di arrivare in campo e, passami il termine, fare i globetrotter. No, noi dobbiamo fare quello che ci siamo prefissati in settimana. Dobbiamo dare il massimo rispetto all'avversario e dobbiamo rispettare noi stessi e quello che ci diciamo, perché noi vogliamo andare in campo per fare il meglio possibile. ecco, tra l'altro, quanto la vittoria dell'anno scorso può aver impreziosito l'esperienza, la maturità di questo gruppo? Tantissimo, penso che vincere lo scudetto sia una cosa incredibile e come l'abbiamo vinto l'anno scorso è stato fantastico. Penso che tutti quanti non ci avrebbero creduto, forse noi stessi ci credevamo, perché altrimenti non saremmo arrivati a fare quello che insomma è successo, quello che ho i peli d'oca, no? Perché se ripenso a quelle emozioni lì, eravamo sotto e l'unica maniera era segnare la meta. L'abbiamo costruita da fuori 22 con il drive, le giocate, gli avanti. No? E poi una giocata insomma che è stato fantastico, Andrea, cioè i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. Se noi non ci avessimo creduto al 90esimo, chiamiamolo così, non l'avremmo portata a casa. Quindi questo è un bagaglio tecnico, culturale, emozionale che solo se vinci lo scudetto lo puoi avere, altrimenti dici, non lo so, invece noi lo sappiamo. un nuovo progetto, comunque un'apertura anche della tua carriera rispetto a quello che hai fatto in passato. Tu andrai marcato assistant di Troncon, è una bella esperienza immagino. Per uno come te che ha vissuto la nazionale, Sì. Penso che sia qualcosa di... Sì, sicuramente. È anche lì un altro sogno che si è avverato dopo lo scudetto. Anche lì, se vogliamo parlare di emozioni, cantare l'inno, da giocatore e da allenatore è la stessa identica cosa. Ho avuto anche la fortuna di poter allenare i ragazzi con i quali avevo anche condiviso il campo, ma sicuramente l'ultima partita contro la Romania con gli emergenti, praticamente con i nostri giocatori del nostro campionato hanno fatto, perché loro sono andati in campo, hanno fatto una partita incredibile, proprio con il desiderio e la voglia di imporre qualcosa sull'avversario.
Ti cito giusto così questa piccola chiave che alla fine della partita eravamo uno in meno e nonostante tutto siamo riusciti a fare una meta da drive alla Romania, che loro del drive, della mischia facevano il loro punto di forza, la loro fisicità, e questi ragazzi anche in uno in meno, in una situazione magari così sotto la pioggia, tutto, hanno tirato fuori veramente degli attributi e il cuore sono andati a segnare, e vederli loro gioire in quella maniera mi ha veramente riempito il cuore. E questa cosa dell'Italia, ti sei illuminato prima parlando dello scudetto, ti sei illuminato adesso, perché comunque è una tua casa, cioè nel senso, tu che l'hai, perché il problema è vivere certe esperienze, no? C'è chi la può vivere da qualcuno che debutta, abbiamo avuto tanti giocatori che hanno debuttato, ovviamente siamo felici di questo, ma chi riassapora, no? È come tornare a casa a mangiare da propria mamma, senti i gusti che ti hanno fatto diventare grande. Ecco, come l'hai vissuta? Con Marcato, con Troncon? Anche lì è un gusto particolarissimo. Tutte queste sensazioni, ritornare a fare una settimana di raduno, preparare una partita contro una nazione, vedere questi ragazzi che per la prima volta indossano una maglietta con il tricolore, pensare a cantare l'inno, sono tutte delle emozioni che è veramente difficile spiegare. A livello tecnico cos'è che ti sta dando questa esperienza? Tantissimo, ma quello che più secondo me per un allenatore è importante è lo scambio anche con altri allenatori, anche se sono i tuoi avversari a fine partita. Riesci ad avere dei chiavi di lettura che ti possono avere degli scambi di opinioni, bravo lì, meglio di qua, questo è sempre una cosa diversa, e ascoltare quello che magari viene dall'esterno sul tuo operato, sul tuo lavoro è molto importante, perché noi allenatori, magari soprattutto io nel focus della mischia, del drive, vedo delle cose, mi focalizzo diciamo a 360 gradi lì, però uno al di fuori, magari come Tronchi o come Alistair, che vede il mio operato, vede dei dettagli che sì, hai ragione, allora riesci a gestirlo in maniera diversa. Queste sono delle piccolezze che veramente degli occhi clinici possono vedere, e questo fa parte dell'altissimo livello, è quello che noi vogliamo portare, i dettagli che vogliamo far sviluppare a questi ragazzi. A proposito di alto livello, e chiudo, dopo andiamo da Marco, chi urla di più tra Alistair, Troncon e Umberto in panchina o dal Siamo box? lì, non cambia niente, ma siamo tutti lì. Nel box penso si senta Alistair. Quando ero lì con gli emergenti a Parma, quando ci stavamo succedendo le fasi concitate, penso che Tronchi l'abbiano sentito anche in campo a Reggio Emilia, e Umberto anche, insomma, lo conosciamo tutti, quindi penso che l'enfasi di tutti questi tre allenatori sia uguale, e credo che poi Eddie Jones della situazione e altri nelle fasi salienti urlino uguali, perché si è talmente trasportato, è talmente dentro al momento che è una cosa naturale. È perché non li sentiamo in TV, perché hanno i microfoni spenti, altrimenti sentiremo anche a casa. Sarà una questione di numeri 9 allora a questo punto, no? Forse è quello. Marco, Delta Radio con il cambio di programmazione sarà sempre presente? Noi ci saremo sempre, faremo un doppio programma. Lo stiamo ancora pianificando, dovrei partire io alle 13:45, qualche minuto prima, e dovrei fare la diretta fino alle 2:30, poi alle 2:30 subentra Salvatore Binatti con Domenica Sport, e quindi finirò la diretta della partita con i collegamenti telefonici per dare i risultati, perché partiranno le partite di calcio. Questo la domenica, quindi. Questo la domenica. Il sabato e il venerdì mi prendo tutto lo spazio che Rossoblu si deve prendere, quindi ci saranno le partite. Ricordiamo che al Battaglini, circa un'oretta prima dell'inizio del match, noi abbiamo la nostra postazione mobile sotto la tribuna, e quindi facciamo anche il pre-partita con gli ospiti, incontriamo i giocatori che per quella giornata magari non scendono in campo, quindi andiamo a scoprire il match strada facendo, come insomma un sorta di pre-match.
Andiamo a riepilogare quelli che sono gli appuntamenti del weekend. Rovigo gioca alle 13:45 a Colorno per questa partita così importante in chiave playoff. Poi la settimana successiva non ci sono cambiamenti, pare che ultimamente avvengano di tanto in tanto. Si gioca in casa al recupero con le Fiamme Oro. E poi insomma i prossimi appuntamenti li daremo nelle prossime settimane, giusto per non darvi delle indicazioni errate, perché insomma dobbiamo essere un po' flessibili da questo punto di vista. Davide, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te Andrea, buonasera a tutti. Marco, grazie ancora. Grazie a te Andrea, grazie Davide, ciao a tutti. Ecco, noi ci vediamo sabato ovviamente per il match, poi martedì il relive della partita, giovedì il Rugby House, così fino a fine stagione. Buonanotte.